Alcuni piccoli canali finiscono quasi col ridursi a sentieri di fango, mentre l'acqua si ritira persino dai lati del Canal Grande, creando in diversi punti delle piccole spiagge dall'aspetto tutt'altro che attraente. Da giorni Venezia è ostaggio di una bassa marea che rappresenta l'esatto opposto, ma ugualmente estremo, dell'impressionante serie di acque alte eccezionali che colpirono la città nel novembre del 2019. Come allora, il fenomeno colpisce per la sua durata. Gennaio e febbraio sono tradizionalmente mesi di bassa marea, un evento che non ha quindi alcuna correlazione con la siccità che sta colpendo il nord Italia. Ma quest'anno gli episodi stanno mantenendo una costanza inedita, che sta anche allungando la serie dei minimi di bassa marea a Venezia. Domenica si sono raggiunti i meno 66 centimetri rispetto allo zero mareografico, oggi i meno 70. In un periodo di enorme afflusso turistico per il carnevale, solo sabato si contavano oltre 100.000 presenze, lo sconcerto dei visitatori che si trovano dinanzi a una Venezia senza acqua e niente rispetto alle oggettive difficoltà che incontra chi qui vive e lavora. Privare la città delle sue strade d'acqua significa infatti anche l'impossibilità per idroambulanze e mezzi dei vigili del fuoco a raggiungere alcune zone, oltre a rendere manifesta l'assenza di una rete fognaria con scarichi destinati al canale che ora finiscono a cielo aperto. Ma la bassa marea rivela anche tutti i danni che il moto ondoso continua a produrre alle fondamenta dei palazzi, oltre a lanciare, nelle modalità in cui si manifesta, un nuovo ennesimo campanello d'allarme sulle trasformazioni con cui a partire da metà Novecento l'uomo ha sconvolto il fragile equilibrio della laguna.